Vedrime anticipazione episodio 126. Sanem confusa dalla proposta di matrimonio di Igit. Jeanne mette alle strette Igit dicendogli che ha le prove della sua colpevolezza, che è stato lui a bruciare il diario di Sanem. Igit lo prega di non costringerlo a rivelare tutto, perché Sanem non glielo perdonerebbe. Jeanne vuole dire tutto a Sanem e Igit si arrende e ad alta voce dice che sarà lui stesso a confessare ogni cosa a Sanem. Il caso vuole che proprio in quel momento arriva proprio Sanem, che è molto curiosa di sapere cosa Igit deve confessare. Igit rimane esterrefatto e improvvisa chiedendole di poterle parlare. I due si avviano verso l'interno della casa, ma prima di entrare l'uomo riceve un messaggio da Yuma, che lo avverte che non ci sono mai state telecamere nella casa di montagna. Sanem e Igit entrano dunque in casa. Il ragazzo le confessa di essere innamorato e le chiede di sposarlo, ma Sanem gli risponde che sono solo amici. Sanem è comunque confusa e Igit le dice di prendere tempo e pensarci. Mentre l'uomo parla ancora, come una furia, Sanem raggiunge Jeanne in giardino e gli chiede se ora è contento della confessione di Igit. Jeanne non comprende la reazione di Sanem, quindi raggiunge Igit in casa e i due hanno un aspro confronto. Jeanne vuole sapere se ha confessato, ma Igit gli risponde che ha chiesto a Sanem di sposarlo perché la ama. Segue un momento di nervosismo tra i due, ma Jeanne adesso sa con certezza che è stato lui a dar fuoco al diario della ragazza. Intanto gli amici che lavorano e vivono alla fattoria cercano di trovare il modo di far riavvicinare Jeanne e Sanem. Vedono passare Sanem e la chiamano. La ragazza è visibilmente confusa e rivela agli altri della proposta fattale da Igit. Sanem è triste perché è convinta che Jeanne se ne andrà nuovamente, ma Muso è sicuro del contrario, perché suo padre è malato, la sua barca ancora guasta, il capanno dove viveva è bruciato e forse anche il suo cuore sta bruciando. Scende la sera, Jeanne legge un'altra parte del libro di Sanem e poi si avvia verso il molo. Lì c'è Sanem che compie il suo solito rito. Scrive un bigliettino, lo mette in una bottiglia e la getta in acqua. Poi si avvia verso casa, ma scorge Jeanne arrivare e si nasconde. Lui raggiunge il molo e si siede a riflettere dove era lei prima. Lei lo spia accovacciata dietro il muretto e sorride felice. Lui è molto provato, tant'è che trascorre la notte lì con gli occhi spalancati, ripensando alla discussione avuta con Igit e alle parole di Sanem. Lei invece si addormenta. Giunge l'alba, Jeanne si alza e torna verso la tenuta, ma lungo il breve tragitto trova Sanem appoggiata al muretto e addormentata. Lui le sistema i capelli che le ricadono sul viso e lei si sveglia. Lui le sorride e le chiede cosa stia facendo lì. Lei risponde con un gran sorriso, ma poi, tornando alla realtà, inventa una scusa e scappa via verso casa. A colazione Leila si sente un po' strana, ha qualcosa che non va allo stomaco. Mekibè subito pensa che la figlia possa essere incinta e appena Mirè e Leila se ne vanno condivide la propria felicità con Nihat, che viene coinvolto dalla sua euforia. Nel frattempo Jeanne ha contattato un investigatore privato per indagare su Igit e tenerlo d'occhio. Sospetta che l'uomo sia aiutato da qualcuno, visto il messaggio ricevuto prima di parlare con Sanem, e quindi vuole vederci chiaro. Jeanne si incontra al parco con Emirè e parlano della situazione. Lì i due conoscono l'investigatore e Jeanne gli consegna una foto di Igit. Jeanne viene comunque a sapere da Emirè che Sanem non ha accettato la proposta di matrimonio. Intanto Igit parla con Yuma e le racconta della proposta di matrimonio fatta a Sanem. Le dice di non aver ancora ricevuto una risposta, ma che insisterà finché la ragazza non gli dirà di sì. Yuma ne è chiaramente felice e gli dice che ha fatto bene, ma i due giungono anche a discutere e Igit le dice che se cade lui la trascinerà con sé. Intanto Sanem ha raggiunto la sorella ai giardini. Sanem racconta a Leila di Igit e aggiunge che Jeanne non è più interessato a lei, non è nemmeno geloso della proposta di matrimonio di Igit ed è convinta che Jeanne se ne andrà. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!